no, allora attenzione. Racconti chi sono questi spiriti. Allora, sono suggestioni che, perché una volta la Bianchina mi disse, ma è vero che dorme sugli alberi? No, se non cado giù, casomai sotto gli alberi. Cioè, questa idea, allora, la percezione, la sensibilità, la concentrazione, per quello che vado spesso da solo, perché se vai a arrampicare magari vado in due, è una pratica tecnica da usare, ma se volete godere le cose del bosco, della montagna, dovete andare da soli. Da soli, soprattutto a primavera, o su una cima del primo meriggio, al mezzodì, quando il Carducci diceva passa solenne il mezzodì, senti delle qualcosa, cioè vorresti entrare in questo mondo spirituale, come diceva Rudolf Steiner, c'è il corpo fisico, il corpo animico, l'anima, e il corpo astrale. E in questo caso, memore anche di quando eravamo bambini che facevamo i garzoni sulle maglie e sentivamo queste presenze molto soli, io e i miei fratelli, uno è qui e l'altro è morto. L'idea che attorno ci fosse qualcuno. Ed era presente, è chiaro che non vedi i folletti, gli gnomo a muovere le boccucce tipo Heidi, ma senti le energie del creato, del cosmo, di chi ti sta attorno in quel momento. E quindi percepisci delle cose che ho dato forma negli spiriti del bosco, di queste presenze, voci. Quando in una radura vedete il vento che fa girare le foglie d'autunno, le chiamavamo le strie, si formano questi imbuti crepitanti che scricchiano, poi a un certo punto si ferma il vento, paf, tutto s'acquieta. Lì ci sono presenze, chiamiamole energie, chiamiamole illusioni, chiamiamole come vogliamo, come volete, ma a me hanno tenuto compagnia. E quindi perché devo dissacrare e mettermi a ridere di qualcosa che mi ha aiutato e tuttora mi aiuta nella vita? Si vive di illusioni anche, si vive di sogni, e quando i sogni si realizzano ci lasciano delusi. Ecco perché si passa a un altro sogno, come conquistare una cima. Dalla cima non vai più da nessuna parte, devi solo scendere, come il successo è una cevetta, però da lì devi scendere. Ma allora, siccome non siamo mai sazi, ecco che miriamo, puntiamo a un'altra cima, e questo non ha mai fine. I miei fallimenti